prodotto, lo faccio. Ma cosa producete, volessi sapere? Che lo dice? Al sabato live, ma chi si può muovere sul mare? Tanto, scusami, Vabbè, tu mi devi scusare, Comunque cerchiamo degli sponsor. Vabbè, ma mi devi scusare se ti ho presentato forse una persona che non ti aspettavi un altro manager, forse ti aspettavi un altro manager. lui è quello che ti distruggerà l'immagine. Lui già dalla vissuta, si presuta. Non lo dica. Allora, ti devo dare accordo, tu dici la lista, no, troviamo degli sponsor, troviamo degli sponsor. Trovato l'accordo, parliamo delle percentuali. Non lo voglio, non lo dedicate. Ah, ma 10% a me. E poi quanto volete di percentuale? No, io decido io. Come decidi? E che si decide? Ce la decido io, capi? Ragazzi, allora Nando, lei, che mi serve? Cianciere. No, bianchiere, possiamo sedere a me, fu bianchiere, e me, tu come mestiere fai? Io sono un agente di commercio. Lei è un agente di commercio e lo riesce a fare voi? Come no? Io mi sono capace di vendere pure a furia. Lei? Allora ci me una cosa. Facciamo una cosa, il Senato non fai uno, sono sicuro che il Senato. Cioè, lo so capitano, non ha parte di fare uno. Ma che siamo tutti tuffanti? Ma io è una brava persona, faccia la vita. Chi se che siamo vaccinati da noi non l'ha capito, questo signore che può capo fa sotto con la me, sotto con la te. Giovanotto, l'uomo c'è silenzio. L'uomo c'è sta maschera. No, leva silenzio. Parliamoci, guardiamoci da lui. Ragazzi, qua dobbiamo stabilire. Ognuno il nostro ruolo, giusto no? Sotto non ce ne sanno. Uno, tu non è te, io non ne posso spendere, no che non è tempo. Io non ne posso spendere perché che produzione fuori a Milano, a Torino, c'era di cose. Allora, è brava, andando intelligente, vero? Monica mi ha cercato di trovare qualcuno che caccia i soldi per fare disco e canzone, volte lì. Canzone? La canzone posso cucire lei. Ma la canzone è bella ma fa. E figurati un ma mi chiama l'autore buono, un autore che quando cerca 1000 euro la canzone. Guarda vabbè, che cacciamo, lei, guarda vabbè. Oggi ci vuole. Cacciamo. Carusino che è bellissimo. Allora, Carusino sarà pannata. Una pimma su carusella. Signor manager, allora, io quando entro nel discorso, capisci, amica, tu devi rappresentare l'azienda, il cantante, la nostra Allora, voglio dire, lei se la sente di partecipare a questo gioco? Perché vedi che lei è una persona molto riservata, molto agente di commercio. Frate, mi capite buono che mi fa? Ma mi fa capire, alla non capisci ma a me, non mi faccio che mi fa nessuno. O dici che sei cambiato in gazzetta. Allora, bravo. Stai tutta da uno che non capisce. È troppo, io non è che pigli sono da sacca, ma capisci, ma a me cassano buttare. Altri cantanti grossi, Big S lo conosci? Big S, direttamente dalla Germania. Dalla Germania? Grosso.